È un lontano ricordo fortunatamente sì, assolutamente sì. Ormai è obbligatoria in pochissimi posti, ricordo l'ospedale, la metro e nulla più. Il sogno di tutti, dimenticarsi della mascherina e della paura. Shanghai, Cina, 23 milioni di abitanti per una città che è come più regioni italiane messe insieme. Qui vive e lavora l'imprenditore bassanese Riccardo Parise, che racconta della Cina del miracolo paradossale. Laddove tutto è nato, tutto quasi sembra risolto. La percezione della differenza di vita pre-Covid non c'è più, merito di un numero di nuovi casi estremamente esiguo in rapporto alla popolazione. E Parise racconta il perché. Tutti hanno seguito, o meglio, hanno dovuto seguire le regole. Faccio un esempio abbastanza eclatante: l'omologa app Immuni che qui abbiamo non è facoltativa, è obbligatoria. Tu non ti muovi se non ce l'hai e abbiamo il bollino verde o il bollino rosso. Se tu hai il bollino rosso non entri da nessuna parte, se hai il bollino verde ti muovi. Ma questa è arrivata a fine febbraio, a marzo. E quindi ovviamente tutti sono stretto sotto controllo, non segnala solo se c'è qualcuno che nel recente si è avvicinato ed aveva il Covid, ma proprio è il lasciapassare per muoversi all'interno della città e del territorio. Già, il controllo, una delle chiavi delle due facce della medaglia, salute e libertà, una chiave facilmente spiegabile con un sistema di potere molto particolare. Tutti sanno che qui il controllo sulla persona è totale. E ovviamente è la come dire, la differenza tra 2 culture, quella occidentale e quella cinese, non potrei neanche dire orientale perché è una roba diversa, cioè qui il bene collettivo è ben superiore al bene del singolo. Il PIL nazionale è più importante del PIL personale. Ma non c'è solo il controllo personale, un'altra arma è stata la chiusura ferrea delle frontiere, in estate pochi casi di rientro e sottoposti a un filtro decisamente emblematico. E chi arrivava dall'estero doveva fare doppio tampone a distanza di 48 ore in Italia, con tampone vidimato dal consolato cinese. Una volta che arrivava, per esempio a Shanghai, ennesimo tampone, poi veniva portato in una struttura del governo dove passava 14 giorni dentro una stanza, non poteva mai uscire, gli veniva consegnata il pranzo a cena fuori dalla porta. Solo chi era over 65 o aveva figli piccoli poteva andare a casa, ma a casa ti mettevano un controllo sulla porta collegato alla polizia locale che contava tutte le volte che si apriva la porta e per quanto tempo. Riccardo guarda l'Italia e sa che una situazione del genere qui non reggerebbe a lungo e che i confronti fra i paesi europei e una potenza mondiale che per di più può autosostentarsi sono difficili, ma sa pure che nella Shanghai dove vive oggi il Covid non è più un incubo. La sofferenza qui di pochi mesi è servita a liberarci di questo problema, mentre la piccola agonia che ho visto vivere in Italia, oggi porta in Italia, in Europa, porta comunque a dover sostenere ancora il problema.